Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. I'm losing status at the high school. I used to think that it was my school. I was the king of every school activity. But that's no more, oh mama, what will Direi che come of possiamo staccare quasi subito, secondo me siamo proprio, facciamo 10 minuti. A voi la linea, buonasera. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, vai Lorenzo. E allora, ci rivediamo, grazie Antonino, ci risentiamo dopo questa pausa estiva. Un salutone intanto, un abbraccio alla nostra Sveva in regia. Ci risentiamo su Chilometro Zero, Chilometro Zoom, e ricominciamo a parlare subito dopo questo pezzone di Frank Zappa. Parliamo dei primi album di Frank Zappa, quindi sentite il primordiale Frank Zappa, mi sembra che sia l'album Absolutely Free. E quindi proprio parliamo della fine degli anni 60, ma non siamo qua a parlare di musica, anche perché il tempo ci corre dietro, quindi parliamo immediatamente di un argomento importante. Avremo settimane concitate, pieni di argomenti, perché siamo in chiusura della vendemmia, ormai è quasi finita in tante zone d'Italia, ma oggi invece non parliamo di uva, non parliamo di vino, ne parlerei te, così ti spoilerò nel pezzo di trasmissione più avanti, quindi parlerete già di vino, quindi vi lasciamo la parte alcolica, diciamo, un po' più avanti. Oggi parleremo di un altro argomento, parleremo di nocciole, quindi chiedo alla nostra Sveva se chiama il nostro ospite, perché parleremo proprio di questo Made in Italy molto importante, la nocciola, quindi pensate alle nostre creme, alla nostra pasticceria, a tutte le cornie che vengono preparate con le nocciole italiane e che naturalmente stanno correndo un vero pericolo, comunque un grande abbassamento nella produzione a livello italiano, e quindi insomma vedremo un attimo e approfondiremo questo discorso. Antonino. E allora, intanto ben trovati, puntata numero 1045 di oggi, venerdì 26 settembre 2025. Noi partiamo subito con l'ospite di questa sera che vi voglio presentare, è Gianluca Griseri, responsabile tecnico Nocciolo Service e consigliere Fondazione Agrion, ricerca e sperimentazione della Regione Piemonte con delega Nocciolo. Buonasera e ben trovato. Lorenzo, a te. Buonasera Gianluca, Scusate, ben ritrovato. purtroppo abbiamo perso l'ospite, lo ricollego subito. Va bene, proviamo a richiamarlo. Povero ospite, vediamo un attimo se riusciamo a riagguantarlo, ti avvisaci quando rientra in trasmissione. Comunque parleremo di questo. Pensate alla nocciola quanto è importante sia dal punto di vista culinario, all'interno delle nostre ricette, all'interno delle nostre creme al cioccolato. Scusate Sono se vi proprio ormai interrompo, uno quando stemma. volete l'ospite c'è. E Prego. allora Gianluca, di nuovo ben ritrovato, abbiamo fatto già la tua presentazione, qui abbiamo detto chi sei, anche se era caduta la linea. Arrivi e ci porti notizie, insomma, speriamo. Ora, io l'ho messa un po' in maniera nefasta sul tema nocciole, cioè c'è purtroppo questo calo percentuale nella produzione. Com'è però la situazione? Perché la nocciola alla fine è alla base della pasticceria italiana, di tante cose che usiamo nel quotidiano, e insomma abbiamo pensato sempre al nocciolo come una pianta che resiste. Invece notiamo che in questo problema anche i cambiamenti climatici stanno dando dei problemi. A te la parola. Sì, intanto buongiorno a tutti e ai vostri ascoltatori. Sì, diciamo che quest'anno è una tempesta perfetta, perché ha le condizioni climatiche che chiaramente portano danni su tutte le culture, e il nocciolo non è una cultura esente da problemi, da cambiamenti climatici. Ci sono state le gelate, soprattutto in Turchia, che hanno fatto sì che si riducesse notevolmente la produzione di uno di quelli che è il paese più grande produttore di nocciole. In più in Italia, se l'anno scorso il problema era solo riferito al calo di produzione per la regione Piemonte, quest'anno è un po' a livello nazionale, quindi sia la regione Lazio, la regione Campania, la regione Sicilia, che sono
regioni che producono più nocciole insieme al Piemonte in Italia hanno avuto un calo di produzione. Quindi Ecco, ti faccio una domanda. Gianluca, ti faccio questa domanda, scusa se ti interrompo, ma cosa vuol dire sia dal punto di vista agricolo sia per l'indotto? Perché naturalmente siamo una trasmissione che invogliamo sempre al consumo dei prodotti italiani, quindi vedremo già insomma prodotti di pasticceria che dovranno appoggiarsi. Tu mi dici anche che ci sarà il problema comunque di reperire all'esterno, quindi a un paese dal primo produttore mondiale, mi sembra che sia, che è la Turchia, ma dall'altro punto di vista cala, diciamo, quindi un problema per l'agricoltura e un problema anche per tutto l'indotto. Quanto cuba tutto questo? Cosa porta, diciamo? Perché a volte sono cose che non sono neanche secondarie dal punto di vista economico. Assolutamente sì, pensate che solo in Italia si coltivano oltre 90.000 ettari di nocciole, in Piemonte ci sono oltre 28.000 ettari di noccioleto con 9.000 aziende interessate, quindi dal punto di vista agricolo è assolutamente un grande danno, perché poi arriviamo da 2 o 3 stagioni che sono molto simili a questa, quindi non è solo l'ultima annata di produzione. Chiaramente poi, se noi vogliamo valorizzare e promuovere l'utilizzo di nocciole italiane, è chiaro che le industrie dovranno rivolgersi all'esterno e ci sarà inevitabilmente un aumento dei costi sul prodotto finale. Quindi colpisce tutta la filiera, non soltanto la parte di settore agricolo. Antonino. Ecco, intanto ben trovate e buonasera. Senta, ma la battuta vuole essere un po' provocatoria, è un po' come quando si parla dei pistacchi di Bronte. Dici, cosa c'è? C'è la nocciola, la tonda gentile delle Langhe, e sembra quasi che l'Italia sia coperta di noccioletti delle Langhe, visti i prodotti che vengono fatti con le nocciole. Voglio dire, quanto prodotto di concorrenza entra in Italia e come lo possiamo riconoscere? Ma intanto chiaramente tutte le aziende che trasformano nocciole in Italia sono tantissime, quindi non basterebbe sicuramente tutto il prodotto che viene coltivato, tutta la superficie che viene coltivata in Piemonte, ad esempio, se lei fa riferimento alle tonde gentili delle Langhe. È chiaro che c'è bisogno di una grande richiesta di nocciole, perché c'è una grande richiesta a base nocciolo. Quindi il prodotto italiano è sicuramente fondamentale, in annate dove quest'anno si parla, stamattina c'era l'articolo in uscita sul Sole 24 Ore, calcoliamo un 60% di calo di produzione. Questo chiaramente mette in allarme tutte le industrie di trasformazione, che inevitabilmente devono rivolgersi verso l'esterno. Quest'anno però purtroppo il prezzo, il costo per le aziende di trasformazione delle nocciole riguarda sia il prodotto italiano ma anche il prodotto, ad esempio, che arriva dalla Turchia. Quindi, come dicevo prima, è una tempesta perfetta su tutto quello che è la filiera corridicola italiana. Leggendo l'articolo di oggi sembra quasi che bisogna guardare addirittura oltremare, quindi anche paesi o altri continenti. Volevo chiedere una cosa però, volevo chiederti una cosa Gianluca, strategicamente non è facile, parliamo qua, c'è una serie di argomenti da capire come potrà andare avanti la cultura anche della nocciola sul nostro territorio. Cosa si può fare? A parte, diciamo, l'aiuto di Stato che può dare una mano agli agricoltori, però o le varie sovvenzioni che possono arrivare, ma strategicamente dovremo cambiare il modo di fare agricoltura anche in questo settore? Come la vedi da questo punto di vista? Assolutamente sì. Bisogna puntare di più, come fanno altri paesi, su quello che è la ricerca, la sperimentazione, ma purtroppo con questi cambiamenti climatici, con queste condizioni anomale che abbiamo da 2 o 3 anni, bisogna pensare di cambiare metodi di coltivazione, bisogna pensare di coltivare nocciole innanzitutto nelle zone più vocate e lasciar perdere quelle zone che non sono vocate ma che sono il frutto degli ultimi 5, 6, 10 anni di euforia su un prodotto che comunque molto spesso, come tanti altri prodotti, è giusto coltivare in zone vocate. Questo è il primo elemento. E soprattutto investire in ricerca e sperimentazione, anche andando oltre le varietà che già normalmente coltiviamo, ma cercare varietà che siano più resistenti a questi cambiamenti climatici. Mi viene da pensare anche ai TEA in questo momento e anche tutto quello che ci può essere di ricerca a livello genomico. Assolutamente. Io, Gianluca, ti ringrazio e ringrazio anche questo, diciamo, incontro fortunato che abbiamo avuto con te, perché guarda, se non ci prendi in antipatia,
ti richiameremo perché sarà un argomento Assolutamente sicuramente da sì. approfondire, perché sono di quei presidi anche, diciamo, nel cuore un po' del nostro paese, che dobbiamo cercare di capire come aiutare. Hai detto due parole magiche: ricerca. Forse veramente se ne fa troppo poco, e se ne fa troppo poco a livello applicativo proprio. Cioè dovrebbe essere avanti la ricerca prima del problema, invece capitiamo sempre nelle tempeste perfette e poi bisogna studiare dopo, è sempre più difficile. Io ringrazio Gianluca Griseri, Grazie a voi, Fondazione grazie a voi. Agrion e responsabile di Nocciolo Service. Grazie mille, gentilissimo. Grazie a voi. E allora, caro Lorenzo, Amico mio. insomma, direi che abbiamo cominciato questa nuova stagione e in questa nuova stagione, tra l'altro, non mancano le notizie. Abbiamo parlato della nocciola del Piemonte. Tra l'altro, lo sapevi perché è nato il gelato alla nocciola? E perché è nato Spiegami il sta cosa Gianduia? qua. Dimmi sta cosa che mi fai venire. C'ho già l'ora della merenda, ho mangiato mezzo panino a pranzo, quindi mi fai venire anche un po' di languorino. Dimmi. Come surrogato, perché quando Napoleone impose il blocco di tutti i beni in arrivo dall'Inghilterra, l'Inghilterra reagì con una serie di misure. Tra queste non arrivò più, o comunque ne arrivò molto meno, cacao in quello che era l'impero costruito dal No. Gran Corso. E allora in Piemonte si inventarono, per risparmiare sulla quantità di cacao da metterci dentro, la pasta Gianduia. Ah. E fecero questi lingottini che poi dei personaggi vestiti da Gianduia regalavano alle dame che passeggiavano sotto i portici torinesi. E così anche il gelato alla nocciola è nato per questo motivo. Ma quante anche ne il sai? marsala, perché gli inglesi, che volevano ovviamente bere il porto, con il blocco imposto da Napoleone si trovarono nei guai e quindi in tanti trasferirono Baracca, Burattini e Barbatelle, come si chiamano? No, Barbatelle, e insomma i vitigni, in quel di Marsala, dove cominciarono a produrre questo vino che, come vedete, esiste ancora. Tante volte la storia influisce sulle nostre, sul nostro cibo, su quello che noi mangiamo, proprio per questo motivo. O Saggio Antonino, Saggio Antonino ti chiamerò, il Saggio Antonino. Te devi essere tipo l'oracolo che la gente viene, dammi un consiglio Antonino, spiegami questo. Sei una sorta di Wikipedia vivente, mi piaci. Però sono anche il 17... dimmi. È 59 infatti. Facciamo che ci rivediamo fra dopo sì, liberamente, dai. Rimango ancora 5 minuti con voi, proprio perché è stato troppo una sveltina così veloce, non andava bene. Per favore. Devo stare ancora qualche minuto. Vabbè. E adesso il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni, scusalo. Ma sveltina in che senso? Che è stata svelta. Ciao, a dopo. Per cortesia, a dopo. Ciao. Avete ascoltato Chilometro Zero.